là. Prima ogni volta la misura, così, dobbiamo mollarlo e ritirarlo ogni volta. Ma no, ma Eccoci qua, cari amici, vediamo questa diretta, il barber che va a controllare l'auto degli altri, chiaramente auto americane. Paolo, cos'è che ha sta auto? Guardate qua il Paolo il barbiere, cos'è che... calcolando un discorso per la targa. La targa, per farla sparire e tornare. Magia del barber. Ascolta Paolo, dato che ci siamo, presentami la tua auto, dai. Oh, hai paura? No, non ho paura. Ecco qua, Allora, questo è un BSA Ford. Che hai detto che ha la sua età? Certo, del 1935 originale, non kit, vetroresinato. 1935, per cui è originale. Chiaro, un'auto road, Le frecce, che negli anni 30 si mettevano le frecce a stanghetta, come si vuol dire. Poi c'è, allora, di originale è rimasto tutto il cruscotto e i legni, tutto il resto è stato modificato hot road. Il volante sarebbe stato più grande? Sì, ma è vecchio, degli anni 30. Tu l'hai trovata già così? Sì, l'ho già trovata così, dopo ho fatto dei lavori, ho fatto le pedane, sistemato un po' il motore. E cos'è che ti ha motore. spinto a prendere quest'auto? Perché innanzitutto questo qua è un 2+2 e quindi avendo famiglia salgo con la moglie e la bimba. E poi nella collezione ci stava bene. Ci sta, insomma, perché tanto comunque le auto storiche te le hai. Sì, esatto. Per cui non è questo. Però è storico anche questo, però diciamo che... Quanti cilindri ha questa? Questa è un 8 cilindri, monta un motore 3005 Buick Rover. Consuma, diciamo... Ma no, i consumi sono relativi qua, essendo piccolino il motore non è che consumi tanto. Sì. Andiamo a fare questi 5, 6, 7 km di litro, penso. Sì, dai. Poi per quella volta che la usi è giusto che ti diverti, giusto? Esatto. No, perché la gente chiede sempre. Certo. Perché la gente pensa che avere una macchina americana vuol dire avere un mutuo, capito? No, ecco. Non è vero. Ecco, insomma, se la usi con intelligenza, vero? Beh, è ovvio che se la usi tutti i giorni. Ai tempi 124 Spider consumavano il 10%. Ecco qua, Ragazzi, guardate qua, insomma. E a questo punto Paolo, facci sentire il sound, o no? Sì. Ragazzi, guardate qua, Paolo, ricordiamoci quello che organizza il Barber Day sulla sua hot road. Ecco qua, amici appassionati di auto americane, insomma 1935, ha detto è originale, almeno l'estetica, chiaro poi è stata un po' cambiata. Vediamo qua il bravissimo Paolo, la passione per le auto americane, Paolo? È nata da piccolo, avevo 8 anni che collezionavo le macchinine. Spengo! Sì, spegni perché sennò qua, devi... Ti fai sentire il clash? Dalla tra. Ecco qua. Spettacolo, Eccoci qua, cari amici appassionati di auto storiche. Ecco qua, Eccoci qua, il ragazzino qua, Staccalo! Eccoci qua, abbiamo visto questo 8 cilindri qua del bravissimo Barber, quello che organizza i raduni. La catena, quella gira. Eccolo qua, Visto che gira, uno spettacolo. Stai lontano con le manine. Eccoci qua. L'occasione, Marvin! Ecco qua, l'occasione del nuovo Barber Day, chiaramente. Barber Day, ricordiamoci. 4 giugno Barber Day 2023. Eccoci invitati. Qua, tutti invitati, Per cui ragazzi cerchiamo di portare auto al Barber Day e ci divertiamo, ecco, insomma, tutti quanti, Il Paolo il Barbera, Ricordiamoci che il Barber Day non è solo raduno ma anche attrazioni. Dimmi? È tua. No, non è mia, ma è del Paolo, del Paolo. Quella lumaca è tua, quella. No, è qua, Chi è? non so, comunque dai. Quella non è lumaca, La tua qual è? La mia è qua, È questa? Sì. Come si chiama? Non mi ricordo, chiedi al Paolo qua,
Eccoci qua, cari amici, Paolo Il motore. Dimmi abbiamo caro. già sentito il motore, vuoi sentire? Ecco qua, fammi un saluto Paolo. Carissimi amici, innanzitutto ringrazio il Marvin per questa ripresa, che lui è sempre presente e soprattutto è un grande sostenitore del Barber Day e ci tengo a specificarlo, che Ecco qua. il Marvin ci vuole sempre Grazie. al Barber Day e a qualsiasi raduno, perché il Marvin dà un tocco di magia, Grazie, perché Paolo. il Marvin è magico. L'importante appunto è quello di mettere da parte dei ricordi, ecco. Quello è un po'. Ciao carissimi, la diretta c'è. Eccoci qua. Appassionati. Ecco qua, Guardate qua l'auto, questa sì che può competere con le auto americane, Cosa dici? Ecco qua, Guardate qua ragazzi, appassionati di auto storiche. Abbiamo questa Giannini. Eccola qua, Spettacolo, guarda qua Paolo. Guarda questa, Qua. Barber Day 4 giugno, vi aspettiamo tutti e salutiamo Jim. Però non è mia, c'è la macchina. Ragazzi, vi saluto. 4 giugno Barber Day. Saluto da Follina, Treviso, e ringraziamo i bravissimi Jimmy e Moira. Spettacolo, ciao a tutti, alla prossima. Viva il Barber Day, ciao a tutti.